Amici di Directa Sport, benvenuti al Paladante di Sesto, 21esima giornata del campionato di Serie A2 di futsal. In palio punti pesanti in questo penultimo turno del girone A. E inizia Petrarca Padova. Immediato il raddoppio, però ancora Cividini che riesce ad andarsene. Non è ancora per il Padova con Alba, il tiro con il destro, la parata di Zanatta. Arriva a Square a supporto e poi alla fine Ruffine, pallone alto. Centrale del Città di Sesto, attenzione a Cividini che qui si crea lo spazio per il tiro, la tiene lì Zanatta. Controlla, si gira a sinistro, di poco fuori. Poi bello scambio tra Cividini e Costa, se ne va con un bel dribbling e poi alla fine Zanatta con il piede a dire di no. C'è spazio anche per Luca Ruggio al posto di Asquer, eccolo qui proprio Ruggio che va proprio da Ganzetti, penetrato. Che occasione per Ganzetti. Può andare in 1 contro 1 lo sloveno qui con il sinistro, il pallone sul secondo pallone, c'è Ganzetti, incredibile, poi si lotta su quel pallone, che chance. Sembra intenzionato ad andare il numero 17 direttamente in porta, palla alta sopra la traversa, poi Costa a cercare Cividini, se ne va e conclusione alta dell'italo brasiliano. Ancora Alba contro Soro, allarga per Cividini, può andare con il sinistro, invece poi va sul destro, deviazione e gol. Il Padova si porta avanti con Giancarlos Cividini. Il Padova di allacciarsi le scarpe, eccolo qui la palla di Ruffine per Asquer che la mette per terra, poi con il destro fuori. Serie di finte per andare sul sinistro, Tim dice no. Ganzetti fa un gran numero per controllare questo pallone, prova a liberare il destro, il tiro centrale, Tim a negare la rete e Osian in pressione su Alba, alla fine molto forte, non c'è fallo, Osian può mettersela sul sinistro, va da Ruffine, la parata con Tim che esulta come se avesse segnato un gol, perché questa parata vale davvero tanto. Ruffine, il pallone per Ruggio, ha già spazio per il suo sinistro, Luca Ruggio, il pareggio del Città di Sesto col suo numero 17. Luca Ruggio, sinistro imprendibile per Tim che aveva detto no poco fa. Il pallone intercettato, attenzione a questa chance per Dall'Onder. Per alla fine il pallone per Cividini dall'altra parte, un po' di Ruffine, poi Asquer se la mette sul destro, non c'è deviazione. Osian in questo momento, Ruffine, il pallone lungo per Asquer, stavolta è buono. Palla però che termina alta sul sinistro al volo di Asquer. Alba, attenzione, la palla per Ganzetti che si può girare, torna indietro da Asquer, palla altissima. Regolare, Zanatta può andare da Ganzetti, attenzione Ganzetti, palla alta. Osian per Ruffine con il sinistro, palla di poco alta sopra la traversa. C'è spazio per un eventuale 1 contro 1 dello spagnolo, se ne va Alba, il pallone in mezzo con il tacco, Cividini, il pallone che resta lì, Dudu Costa, il Padova torna avanti a 4:15 dalla fine, la doppietta di Dudu Costa che può valere la Serie A per il Padova. Sinistro murato, ancora Osian, attenzione, la palla per Ruffine con il sinistro, alta, grande chance per Ruffine. Ancora Ruffine, Asquer la lascia passare per Dall'Onder, poi palla per Ruffine che ha preso campo, attenzione, la porta è vuota e la palla è dentro, ha segnato Alba 3-1. Osian, palla per Asquer, poi Ruggio, doppietta per Luca Ruggio, la riapre a 15 secondi dalla fine. Città di Sesto non muore mai. Ruffine, Tim ballato, è finita, il Padova dopo 16 anni torna in Serie A 3-2 qui al Paladante di Sesto.